Bentornati alla consueta edizione di giovedì sera, tra poco il nostro telegiornale con moltissimi argomenti e a seguire il nuovo programma di Zwishambar Channel, tutto dopo i titoli. Siamo andati a visitare l'ex seminario maggiore a Tencarola. Uno sportivo vola basso sopra la Mandria. L'ex caserma Romagnoli per cui si può entrare. E il nuovo show di Zwishambar Channel. Buonasera, bentornati al telegiornale di Zwishambar Channel. In apertura subito l'ex seminario maggiore di Selvazzano che desta sempre più preoccupazione. Siamo andati anche noi a vedere cosa succede e com'è la struttura nel nostro servizio iniziale. Negli ultimi tempi avevamo già parlato dell'ex seminario maggiore per via di alcuni ragazzini che si erano fatti un selfie sopra la torre dell'ex seminario. Questa volta sono le persone che abitano vicino che dicono che ci sono dei ragazzi che vanno a giocare e la situazione sembra essere molto pericolosa perché oltre a non essere appropriatamente recintato l'ex seminario è cosparso anche di immondizie che i piccoli e medi imprenditori gettano nella zona. Siamo andati una settimana fa a vedere com'è la situazione e in basso possiamo vedere verso la destra tutta l'immondizia, eccola qui, in basso a destra, con l'aiuto appunto della grafica. Questo invece 2 giorni fa. La situazione dopo comunque gli articoli che erano stati pubblicati non è migliorata e i bambini continuano a giocarci in mezzo. Immagini a cura della regia ciclistica Padova 1 per Zwishambar Channel Selvazzano. Una delegazione del campo Rom di Via Bassette si è presentata al colloquio con il sindaco in zona Mortise e la delegazione ha parlato con il primo cittadino Massimo Bitonci, ma lo stesso ha detto che la sua decisione di sfrattarli è irremovibile e che se vorranno delle case dovranno farne richiesta come tutti i cittadini. L'ordinanza anti-Ebola viene spiegata meglio dal comune. Ecco come ci si dovrà comportare. Entro i primi 3 giorni dall'arrivo bisognerà essere visitati da un medico perché appunto nella prima ordinanza sembrava non scontato il fatto che i profughi quando arrivano a Lampedusa vengano visitati, invece è così e infatti questo aveva destato molto sgomento, mentre appunto vengono controllati e il comune ha deciso di appunto controllarli ulteriormente dopo 3 giorni che sono arrivati qua. Sabato e domenica uno sportivo con un deltaplano si è divertito in zona Mandria. Nel prossimo servizio vediamo come si è divertito a volare a bassa quota spaventando i cittadini. A quanto singolare il fatto che è accaduto alla Mandria domenica pomeriggio. Uno sportivo con un deltaplano si è messo a planare sopra la testa dei poveri cittadini che hanno chiamato le forze dell'ordine, però la persona appunto non è stata trovata perché è volata via letteralmente. In queste immagini si vede chiaramente come lui plani sui tetti. Zwishambar Channel, Padova. In città sono comparse 12 sculture dell'artista Levorella che saranno installate nei prossimi giorni nelle zone del centro. La prima ieri è stata installata in stazione. Scontro frontale sulla Romea all'altezza di Codevigo, tragico il bilancio, una bambina di 3 anni ha perso la vita, 8 feriti. La strada è rimasta chiusa per diverse ore. Nel prossimo servizio vi faremo vedere come una semplice notizia possa essere cambiata dai vari giornali e perderne così l'oggettività di quel che dice. Una persona viene investita alle strisce pedonali e fin qua tutto bene, o meglio no, vabbè. Ma i vari giornali riportano che prima 34, poi 80 e 70 anni. Allora mettetevi d'accordo. Infine, ciliegina sulla torta, la persona viene dichiarata anche cieca.
coerenza dei giornali padovani. Swishamber Channel Padova. Questa settimana una delegazione dei Forconi si è presentata a Villa Rondella, dove si trova l'ex ministro Giancarlo Galan, e in segno di protesta con canne da pesca hanno fatto finta di pescare delle mazzette dalla proprietà dello stesso. Arriva Attila che porta con sé autunno e piogge. Nel prossimo servizio vi daremo conto. È arrivato anche a Padova Attila, ma non il re Unno, ma questa volta la perturbazione che porta all'autunno e ci porterà anche all'inverno. In pianura arrivano le prime nebbie. Questa è la situazione oggi a Padova. Fortunatamente non ci sono stati i pericoli di Genova. Siamo andati a vedere com'è la situazione nelle ex caserme abbandonate dell'esercito. Oggi su segnalazione siamo andati in fina con il Parco Brentelle, il servizio dell'inviato. Oggi su segnalazione siamo andati all'ex caserma Romagnoli a Padova vicino al centro Brentelle. La caserma è in pieno stato d'abbandono e lo si vede anche dai muri di cinta. Infatti si segnala appunto che ci sono persone che entrano anche attraverso dei grandi buchi fatti sulla recinzione. Swishamber Channel Padova. Subito dopo di noi va in onda il nostro nuovo programma Fate la vostra domanda. Adesso il nostro inviato ci spiega meglio cos'è e in cosa consiste. In questi ultimi mesi abbiamo condotto un esperimento sociale. Come rispondono le persone se stimolate con una domanda che teoricamente non potrebbero rispondere o se potrebbero risponderla solo genericamente. Siamo andati su Ask, il posto migliore dove fare domande senza essere beccati o sapere chi te l'ha fatta. Oggi vedremo cosa hanno risposto i nostri fanciulli. Adesso passiamo alla pagina sportiva. Il Cittadella è battuto 1-0 dal Virtus Entella, mentre il Padova batte il Belluno, che era capolista con lui, e a punteggio pieno in tutte le leghe. Il Padova è l'unica, continua la sua scalata verso la vittoria. Ora, prima di lasciarvi, vi faccio vedere questo bellissimo metro. Indovinate il prossimo video dove verrà utilizzato, uno dei prossimi che verrà caricato, e scrivetecelo sotto. In questo modo sono sicuro che vi ho incuriosito, perché dovete scoprire dove lo utilizziamo. Buona fortuna. Bene, con questo io ho concluso, la nostra edizione finisce qui. Tra poco alle ore 20 va in onda il nostro nuovo programma, appunto Fate la vostra domanda. Noi invece ci rivediamo come al solito giovedì sera alle ore 19:30, sempre qui su Swishamber Channel.